Per noi come famiglia l'olio è una certezza. È una certezza che facciamo bene le cose. Questo è quello che ci ha insegnato il nostro papà, il Cavalier Mario, ed è quello che noi dobbiamo tramandare nelle generazioni future. È una passione, è una qualità di vita, è uno stile di vita. È il piacere di metterci il naso e sentire il profumo della mandorla, il retrogusto della foglia verde d'olivo. È una piacevolezza. Ogni stagione è sempre un'emozione perché non si sa come sarà la stagione che viene, per cui ci affidiamo un po' a quello che è stata la primavera, a quello che è stato l'estate e poi si arriverà ad aspettare queste olive. Ogni anno è una sensazione spettacolare sentire la fragranza, i fruttati, l'insieme degli aromi che durante la primavera li senti andando in campagna, senti il profumo delle mandorle, il profumo dell'uva, il profumo di tutti i frutti che ci sono e in quel momento lì li senti. Ecco che questo ti dà anche una soddisfazione personale proprio perché l'accumulo delle sensazioni olfattive ci sprigiona all'interno di una goccia di olio. Non possiamo permetterci di sciupare il nostro territorio, dobbiamo essere un'agricoltura sostenibile, dobbiamo essere biologici di natura, perché l'olio lo è di natura, è una spremuta d'olive, noi dobbiamo preservare questa qualità che ci è stata mandata dall'alto ed è millenaria. In famiglia c'è naturalmente la mamma, perché nelle famiglie italiane la mamma è la parte fondamentale dell'esistenza della famiglia stessa e non vedo l'ora quando torno a casa di vedere quel minestrone che lei condisce con un filo di olio che veramente unisce la tradizione italiana vera e propria. E poi abbiamo naturalmente mio fratello che è la parte della produzione, quello che veramente crea l'olio. Poi ho una sorella bravissima che segue la parte amministrativa e che mi segue in tutte le sfaccettature del commerciale e poi la parte finale che è quella delle pubbliche relazioni con le scuole. Quando esce il primo olio è un'emozione fortissima, l'olio novello sprigiona tutti i suoi aromi, i suoi profumi ed è quello che ci aspettiamo. Questa è la nostra conferma del lavoro di tutta la stagione. La tecnica per assaggiare l'olio sarebbe un bicchiere o un buon cucchiaio, però io preferisco la sua bella fetta calda con un filo di olio perché è veramente la fine del mondo.